Rieccoci in diretta, diamo subito il buongiorno a Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle, buongiorno, ben arrivata. Buongiorno, grazie. Grazie di essere qui. Allora, reduce da una nuova seduta del Consiglio Comunale dedicata alla cabinovia, in 10 ore, leggiamo oggi sul Piccolo, votate 3 opposizioni, dibattito lento è stato definito sull'Ovovia e poi c'è stato anche c'è stato qualche siparietto, insomma, qualche battibecco, l'intervento di Ukmar del Partito Democratico, insomma tante note, però a livello di lavori insomma si va un po' a rilento, no? Si sta andando un po' a rilento utilizzando quelli che sono gli strumenti dell'opposizione. A me dispiace perché fra l'altro sull'articolo non è chiarito un po' anche quello che è successo e anche come ho reagito rispetto a determinate accuse. Abbiamo sentito un unico intervento da parte della maggioranza, che è stato quello del collega polacco, il quale ha approfittato di una uscita del consigliere Ukmar per accusarci di un'opposizione sterile e ha parlato proprio basata su ideologismi. Allora, per me questa reazione mi sembrava molto speculativa, nel senso che dare a noi che stiamo portando, nel mio caso io ho portato documenti all'attenzione di tutta la maggioranza, documenti che derivano dalle sentenze TAR, documenti che derivano dalla perdita anche dei fondi PNRR e quindi relativi alla comunità europea, alcuni documenti della regione e alcune affermazioni anche del Ministero dell'Ambiente. Quindi se vado a guardare sul vocabolario cosa significa fare degli interventi ideologici, io ci leggo più, come dire, nell'atteggiamento della maggioranza, un ideologismo rispetto al nostro modo di intendere e di portare avanti i lavori, chiedendo risposte che non ci sono mai state date, ma non sono state date non solo a noi, ma anche a tutte le opposizioni. Ho ricordato che siamo lì per legge, non è perché c'è il vezzo dell'opposizione che sta facendo ostruzionismo. Per legge, siccome si parlerà anche di espropri, certo, la legge tutela tutti i proprietari che sono di quell'area. E questo bisogna ricordarlo ad una maggioranza che si schiera dietro, si nasconde dietro polacco nel dire che stiamo facendo interventi ideologici. No, deve dare spiegazioni ed è il motivo per cui siamo lì. Se la maggioranza avesse la possibilità di tagliare questo momento, lo farebbe subito, lo hanno detto, lo hanno ridetto. Quindi io trovo che ideologico è chi porta avanti comunque un'azione senza dare spiegazioni a nessuno. Questo è ideologismo, a mio avviso. Allora, sentiamo la telefonata. Pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno Laura, sono Oscar. Buongiorno alla consigliera Richetti. Buongiorno. Non saprei neanche da dove cominciare, ma comunque insomma cerco di cominciare dall'inizio. L'inizio per quel che concerne la seduta di ieri, che ho visto partire male, continuare malissimo e finire ancora peggio. Mi spiego, all'inizio già con un po' di ritardo, ma questa è ormai una cosa normale, diciamo così. Si è scagliato contro il consigliere russo Medao facendo una cosa incredibile, un chiasso incredibile, un baccano incredibile. Già lì
è dovuto intervenire il Presidente sospendendo il Consiglio per mettere un po' di ordine, perché non è capace di fare in altro modo, sospende per mettere ordine e via avanti. Bene, poi il fatto che l'assessore Bertoli si sia presentato con la maglietta con l'aquila albanese, penso che mancanza di rispetto assoluto per il posto, per il luogo e per i cittadini, perché il Presidente non ha detto niente, mentre anche il consigliere Ugo Rossi allora avrebbe, quando è stato buttato fuori, è stata strappata la bandiera del popolo palestinese, e il Presidente avrebbe dovuto reagire nella medesima maniera, mettere fuori dall'aula l'assessore. Niente, non è successo niente neanche qui. Quindi, consigliere Richetti, io non so, questo sta diventando veramente un circo, perché purtroppo non è un circo, perché ci sono cose serie, c'è in ballo la salute, il posto in cui vivono, e ci sono in ballo tanti soldi, il futuro di Trieste. Metterla in questo modo, in questa cacciara, è molto evidente. Io ho molta fiducia nella politica, ma non questa politica, di quelli che veramente si applicano seriamente senza fare queste pagliacciate pubbliche. Nel privato facessero quello che volessero, che nessuno gli dice niente e le vede, però in pubblico, visto che il streaming per fortuna ci consente di vedere, peccato che non ci consente di vedere tutto, perché si vede sempre solo una parte di chi sta parlando in quel momento, magari chi sta urlando dall'altra parte e lancia bottigliette non lo si vede. Va bene. Ho detto la mia e purtroppo questa è la realtà dei fatti. È scoraggiato insomma il signor Oscar, che ha seguito con attenzione la seduta di ieri. Grazie Oscar, buona giornata. Io ringrazio il signor Oscar perché ha comunque descritto quello che si vede appunto stando a casa. Io ogni tanto mi rivolgo a quelli che stanno a casa, perché effettivamente non si riesce a percepire completamente. Sono molto contenta della scelta che ha fatto il Piccolo di così mostrare un esempio di quello che succede mentre noi parliamo, perché la rappresentazione è molto significativa e avvilente. Ci sono le foto di alcuni consiglieri, non ha importanza chi siano, perché sono stati presi un paio di consiglieri, ma quasi tutti hanno lo stesso atteggiamento. E lo trovo molto avvilente, proprio perché, come diceva il signor Oscar, quello che cerchiamo noi di portare sono una serie di quesiti, di documenti, di criticità che noi vediamo, e anche cerchiamo di sollecitare il più possibile il centrodestra perché dia spiegazioni del per quale motivo. Io ho iniziato così il primo giorno dell'apertura della discussione su questa variante. Io ho detto: perché siamo qui? E perché quella domanda ci stava? Perché cioè abbiamo 5 ricorsi adesso i primi di luglio, abbiamo già perso i soldi del PNRR, e già le sentenze del 2024 del TAR hanno dimostrato che ci sono delle criticità importanti che potrebbero far ripartire dall'inizio tutto il percorso. Perché siamo qui, ho detto, a fare una variante che doveva essere fatta all'inizio. Quindi bisogna dare il quadro della situazione. È difficile da casa, comprendo, perché chi non riesce, chi non ha modo, perché non ha tutti i documenti, di seguire quello che sta succedendo, può sembrare che l'essere lì sia legittimo. No, è una follia più assoluta.
perché siamo qui anche di fronte a una città che abbiamo visto non vuole, l'abbiamo visto per vari sondaggi, abbiamo visto dalle risposte che viene dalla cittadinanza quando si fanno qualsiasi iniziativa, i cortei, anche a anni di distanza, perché diciamocelo, sono anni di distanza ormai che dall'inizio tutti i ricorsi fatti non solo dalla popolazione, ma fatti anche dalle associazioni, dai comitati. Adesso i ricorsi che noi abbiamo al TAR sono persino ricorsi delle associazioni ambientalistiche a livello nazionale, non locale. Quindi perché eravamo lì e non abbiamo aspettato con pazienza l'esito, che poi era a luglio, di questi ricorsi? Di questi ricorsi, almeno per capire qual è l'orientamento, cosa dirà il TAR, visto che fino adesso il TAR si è pronunciato in maniera molto secca e molto... Allora qui si reagisce con delle uscite che mi sembrano veramente incredibili, perché con un sindaco che attacca la stampa e la libertà di stampa di fare anche dei sondaggi, e a mio avviso è il lavoro anche della stampa quello di spiegare alla popolazione effettivamente e dare una lettura rispetto a quello che è il contesto, se è reale, non è reale e così via. Quindi anche le uscite di ieri del sindaco su un tema importante che è il futuro del porto di Trieste, su un tema così importante ha risposto, invece che spiegando cosa fa il comune per tutelare il futuro del porto di Trieste. Ricordiamo che attualmente, dopo l'uscita di Agostino, abbiamo una contrazione notevole a beneficio di Fiume, del porto di Fiume, e questo secondo me è gravissimo. Cioè è inutile che questa maggioranza continui a sostenere solo una Trieste turistica, perché non è di beneficio, i triestini se ne stanno accorgendo, non è di beneficio. Allora c'è, per sorridere un po', anche la vignetta di Marco Englaro su quello che succede in Consiglio Comunale, come se in Consiglio Comunale se ostruzionismo, con due struzzi che tengono la testa sotto la sabbia, no? Carina, grazie a Marco Englaro. Allora c'è una telefonata, pronto, buongiorno. Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e alla sua ospite, sono Fulvio. Fulvio, buongiorno. Buongiorno. Guardi, è chiaro che lo sviluppo di Trieste si basa sul porto. E mi meraviglio che anche i politici, non solo quelli di maggioranza che fanno il loro mestiere e non tanto bello, quanto quelli di opposizione non tirano fuori il trattato di pace. Ma sapete, e mi dispiace dirlo, siete colpa del degrado non solo demografico, ma anche economico del territorio libero di Trieste. Le persone sono in sofferenza perché nessuno non vuole dire la verità. Voi non dovete dire io posso decidere, no, non potete decidere, ma potete dire quali sono i diritti del territorio libero di Trieste. Come lo dico io, così potete dirlo anche voi. Tirate fuori gli allegati, il trattato di pace, l'articolo 21, perché diversamente siete come la maggioranza, siete uguali. Non è che fate per la città, lottate contro la città. Questo è il discorso. Terra a terra, il discorso è questo. Grazie, spero di una risposta. Grazie Fulvio, buona giornata. Allora, questo è l'invito che viene riportato ancora una volta dal signor Fulvio. No? Il signor Fulvio non è la prima volta che porta queste istanze, lo capisco, però voglio anche ribadire che è troppo facile come dire, semplificare tutto nel tirar fuori il trattato di pace. Allora farò un accostamento forse alzando tanto il tiro e potrebbe sembrare dove sta andando. Allora vorrei che tutti facessimo un ragionamento su quello che sta succedendo adesso in Europa. In Europa secondo me quello che sta succedendo è gravissimo rispetto all'autonomia che dovrebbe avere l'Europa, e invece che con le azioni che stanno succedendo
chiaramente si dimostra di non avere. Un'autonomia che ha già perso quando è stata al gioco di certe forze all'interno dell'Europa stessa, che ci hanno fatto, il risultato è che pesano le scelte che sono state fatte, cioè di appoggiare, di continuare a appoggiare una guerra all'interno dell'Europa. A mio avviso è stato un danno per i cittadini europei enorme, enorme. E adesso non solo andiamo a continuare ad appoggiare logiche di guerra, ma addirittura la NATO prende, non so se avete seguito, perde completamente il suo ruolo, e io la leggo così, non so come la leggono gli ascoltatori da casa. Il potere che l'America ha sull'Europa diventa molto più importante, più pesante, e decide anche a livello commerciale di armi. Ha già deciso con il gas, diciamocelo, perché noi avevamo un rapporto con Cina e anche la Russia che ci faceva pagare il gas in maniera contenuta. Siamo andati a pagare il gas a paesi che non mi sembra che a livello di diritti umanitari siano particolarmente tutelanti, e anche verso l'America, anche lì pagando molto di più. Io lì mi ero azzardata a dire: mi sembra una strategia per allontanare l'Europa dall'avere dei rapporti non solo con l'America ma anche con l'Oriente, e così è stato, perché si stanno creando degli assi, ma attenzione, in cui l'Europa è sparita. Qui a Trieste, ricordo, siamo una città piccola, possiamo anche tirare fuori il trattato di pace. Il risultato è che il gioco deriva da un'Italia che forse non ha questi grandi interessi di riconoscere a Trieste certe autonomie, certo. Anzi penso che proprio abbia espresso chiaramente che non ha intenzione di andare in quella direzione, ma nemmeno l'Europa ha più nemmeno la forza per poterlo fare. Quindi... Allora, proprio sulla questione del riarmo che citava appunto in questa analisi, ci scrive Manuel, dice: la decisione dell'Italia di aderire all'aumento delle spese militari fino al 5% del PIL, in linea con le richieste della NATO, evidenzia una preoccupante sudditanza verso gli Stati Uniti da un governo che millanta di essere sovranista. La narrazione secondo cui tale incremento sarebbe giustificato da una presunta minaccia russa pare ideologica e distante dalla realtà. Le risorse pubbliche dovrebbero invece essere destinate al rafforzamento dello Stato sociale. Condivido pienamente, perché stiamo andando a dare delle risorse sulla base di paure, con la differenza che io non sono filoputiniana, sia chiaro, sia ben chiaro, ma mi piace guardare, perché in politica non devi guardare solamente gli attori, ma le direzioni che poi le azioni creano e dove ci spingono. La guerra in Ucraina di fatto ci ha spinto verso una povertà ulteriore e un riarmo sulla base di fatto di paure e inquietudini, con la differenza che se andiamo a guardare i dati, in proporzione la Russia non ha aumentato gli armamenti, mentre c'è stata un'escalation da parte dell'Europa. Se io mi affido a questa narrazione e vado a vedere storicamente cosa è successo
Insomma, quando ci siamo riarmati, quando abbiamo aumentato gli armamenti, storicamente parlando, si è andato sempre più vicino alla guerra. Non venitemi a dire che quando ci si prepara alla guerra si va verso la pace, perché signori... È quello che ha detto, insomma, citando un detto latino la Presidente del Consiglio, no, qualche giorno fa. Allora, Rossana ci scrive: buongiorno, ho partecipato ad alcuni consigli comunali come pubblico in questi giorni, essendo una delle persone colpite da esproprio. Sono rimasta molto colpita dal comportamento dei rappresentanti della maggioranza in aula, perché mentre si discute sulle sorti delle nostre vite, loro chiacchieravano, mangiavano, uscivano e ridacchiavano. Mi chiedevo inoltre quali provvedimenti siano stati presi nei confronti del consigliere che la scorsa settimana ha minacciato un consigliere di opposizione alzandosi e raggiungendolo fino ai banchi, e ieri ha scagliato una bottiglietta contro gli stessi nei confronti dei due capigruppo che hanno intimato a malo modo una signora del pubblico affinché cancellasse delle foto scattate nonostante il regolamento non lo vietasse. Un altro episodio, insomma, di queste quello è lunghe stato sedute, quello è stato un bruttissimo episodio, veramente brutto, perché lì si capisce, mi dispiace dirlo, che il Presidente non ha il controllo dell'Aula. Mi dispiace veramente dirlo. In quel contesto bisogna anche dire che non era presente, però l'arroganza di due capigruppo che non hanno quel tipo di legittimazione, che si alzano e chiedono alla polizia locale di intervenire con delle azioni che non sono nemmeno quelle legittime, è gravissimo. Quello è veramente grave. Io sono intervenuta immediatamente in aula e mi dispiace dirlo, ma il Presidente mi ha censurato il mio intervento, e ho provveduto a consegnare un documento con delle richieste ben esplicite rispetto a quell'azione che è stata fatta, secondo me veramente molto grave, sono stati già presi dei provvedimenti rispetto a come verrà tutelata quelli che partecipano al Consiglio. Allora, io ho ricordato nel documento che avevo e quello che volevo anche dire in aula, che attenzione, ci si nasconde dietro veramente un dito quando si impone ai partecipanti, al pubblico, di non fotografare noi politici. Perché lo dico? Perché noi siamo delle figure che nell'esercizio delle nostre funzioni, cioè noi siamo lì, cioè è evidente che se vado al bar non sono nel mio esercizio, e quindi ho diritto a essere tutelata dalla privacy. Ma mentre sto esercitando quello per cui mi hanno votato, su di me agisce non la trasparenza tutelandomi per non essere ripresa, agisce la trasparenza a beneficio del pubblico, che dice: io l'ho votato e voglio far vedere cosa sta facendo, come si sta comportando. Quindi assolutamente si va nella direzione opposta, che era, e io volevo riportare all'attenzione questa situazione. Proprio perché, come ha detto anche il signor Oscar, a casa non si percepisce del tutto quello che viene fatto, e anche il signor Oscar ha ribadito che ci sono due pesi e due misure anche da parte del Presidente del Consiglio, che è assolutamente vero. Per esempio, quello che ha fatto a me togliermi la parola in quel momento è stato gravissimo. Ci si dimentica che siamo tutelati anche a livello di Costituzione, che ci garantisce che possiamo intervenire. Invece ci sembra che la maggioranza abbia più
a cuore il fatto di tapparci in tutte le maniere la bocca. Allora, se diciamo cretinate, lasciateci parlare, la gente riderà. Se invece ci tappate la bocca per altri motivi, è evidente che avete paura. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Buongiorno Gino. Io volevo un commento della signora su un fatto gravissimo che si sta avverando qui a Trieste, che si sta perpetuando anche nel tempo, perché il porto di Trieste praticamente, con tutti gli investimenti che si stanno preparando di, mi pare, 300 miliardi, cose del genere, praticamente sta perdendo container percentuali di portualità rispetto al porto di Capodistria. Cioè si sta verificando quello che è successo negli anni passati. Capodistria è un porto molto attivo e ha dei manager evidentemente all'altezza della conduzione del porto stesso. Qui a Trieste si fa in modo che il porto non sia competitivo, è un problema nazionale. Evidentemente le altre portualità italiane non vogliono che Trieste decolli. Cioè, siamo arrivati a un punto meraviglioso, si pensava che ormai avevamo l'attività aperta, eccetera, e avviata, e adesso si torna indietro. Voglio sapere cosa si potrebbe fare, perché è una cosa veramente, è l'unica attività che ormai c'è rimasta, e anche questa adesso si sta distruggendo. Grazie, buongiorno. Grazie Gino, buona giornata a lei. Il signor Gino sta portando quelle che sono anche le mie preoccupazioni. Insomma, abbiamo visto che le persone possono fare la differenza, lo abbiamo visto precedentemente per Porto, lo abbiamo visto anche se in forma ovviamente diciamo meno critica, però l'area di Miramare, il castello di Miramare con Andreina Contessa ha avuto uno sviluppo eccezionale, quindi le persone sono veramente importanti per quando hanno una visione, quindi avere la possibilità di avere delle persone come sono state Agostino, come è stato la Contessa, che purtroppo ringraziamo ma anche salutiamo, ha cambiato le sorti, e quindi basta a quelle che sono azioni che sembrano raccontare piuttosto delle mosse del gioco risico, no? Metto la mia pedina qui, metto la mia pedina dall'altra parte e cerchiamo di pensare al bene di Trieste. Lei mi dà lo spunto anche per parlare di un'altra notizia che era sul Piccolo oggi, e che a mio avviso anche quella dovrebbe avere una grande attenzione da parte della politica e anche di coloro che agiscono, non solo la politica di chi governa, ma anche tutti quelli che formano Trieste. C'è l'articolo sul Piccolo che sta mettendo i riflettori sul canale navigabile, la zona ex Tabacchi, ma che è soggetta a una serie di altri investimenti. Poi sì. Ne parliamo, dobbiamo andare in pubblicità, quindi facciamo una piccola pausa, poi andiamo a vedere proprio l'articolo che c'è oggi sul recupero dell'ex manifattura Tabacchi. Perfetto. Con il via alla demolizione nel mese di luglio. Allora, a fra poco. Bentornati in diretta, allora sempre in compagnia di Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle. Abbiamo subito una telefonata in arrivo, poi andremo magari anche a approfondire la questione di cui parlavamo prima dell'ex manifattura Tabacchi che c'è oggi appunto sul Piccolo, questo annuncio insomma della demolizione che preoccupava la nostra ospite. Ora ci spiegherà bene per quale motivo. Prima però di passare alla telefonata
telefonata, volevo fare gli auguri a Mirella Laurenti e Luciano Roversi, che oggi, pensate, festeggiano il 60° anno di matrimonio, quindi bellissimo. tanti auguri, un abbraccio a questa coppia triestina, davvero un bel anche da parte traguardo. mia. Grazie, tanti auguri. Allora, c'è una telefonata, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno Buccarella, buongiorno a lei e alla consigliera. Io mi aggiungo a voi a fare auguri a questa coppia meravigliosa, perché 60 anni vuol dire che sono altri che 80 magari. Infatti. Volevo fare un intervento, giustamente come prima è intervenuto il signor Oscar. Io ho seguito anche i dibattiti che ci sono in comune. E ci si accorge che purtroppo nel nostro comune, soprattutto, non voglio denigrare nessuno, per l'amor del cielo, ma soprattutto in una parte politica, e soprattutto sono due partiti che hanno persone che non sono all'altezza di rappresentare i propri cittadini. Questo è dalla parte di Fratelli d'Italia, alcuni e della Lega. Io ho parlato anche con loro sulle cose, sono essenziali, le persone che hanno bisogno. I loro comportamenti tante volte poi si vedono pacatamente dalle fotografie, dai filmati, il modo che si alzano, vanno incontro all'opposizione, tanti tatuati addirittura quasi in canottiera, robe allucinanti, che non hanno la cultura del senso civico delle leggi. Loro sono stati eletti perché hanno lavorato nel proprio rione, nella propria circoscrizione, hanno secondato a mettere un lampione, magari a fare asfaltare un po' il marciapiede, tutte cose utili, per l'amor del cielo, va dato merito anche a queste cose. Però culturalmente quando parli con loro non sanno, tu gli dici che cos'è il welfare, non sanno cos'è neanche il welfare. Vabbè, questa è la sua il diritto critica, della sanità, il diritto alla presentazione, e allora io dico, ma perché voti adesso se non sei d'accordo sulla cabinovia? Voto perché il partito mi dice che devo votare. Io personalmente sono contrario perché so che è già in perdita. Allora, queste persone qua, io dico anche ai cittadini, quando vanno a votare, ci sono tante persone umili che si aiutano tra loro, nei rioni, però se devi mandare uno a rappresentare le istituzioni, deve capire che è qualcosa di legge, deve conoscere il rispetto del prossimo e l'importanza che è per il proprio comune, per i propri cittadini. Non posso io andare là e votare soltanto. Abbiamo l'esempio del sindaco, no? Una settimana fa è venuto fuori questo sondaggio sui giovani. Addirittura ha scritto al piccolo, alla gestione, ai padroni del piccolo, e loro gli hanno risposto: caro sindaco, se tu fai le cose bene noi scriviamo che fai bene, se fai male noi scriviamo che fai male. E loro hanno messo che l'80% dei giovani che hanno intervistato erano contrari alla rodovia, e lui come si permette a negare una notizia, a dire non dovevate dare quella notizia? Cioè, ma se ne torniamo nel ventennio qua? Mi sembra proprio di sì a questo punto. No? È molto arrabbiato insomma su questa questione. Il signore, come si chiama? Mi scusi, non ho capito il nome. Dino. Dino, ecco, sì. Allora grazie Dino della sua telefonata, buona giornata. Ma io non faccio nessun commento rispetto alle affermazioni che sono state fatte, perché secondo me sono state molto, molto puntuali, molto chiare, e quindi non penso sia necessario nemmeno sostenerle. Non si può aggiungere nulla di più di quello che è stato detto. Da parte mia continuo a richiamare, perché io invece credo profondamente nell'atteggiamento istituzionale e sul fatto che mi dispiace da questo punto di vista, sono molto critica quando si dà molta più attenzione ai siparietti che ai contenuti, perché purtroppo nel dare quell'attenzione si favorisce che la politica prenda direzioni non di competenza, di approfondimento, di argomentazioni, ma di chi fa il gesto più eclatante. Questo non è un modo di fare politica che mi appartiene.
se ne faranno una ragione chi amano i gesti eclatanti. A me piace andare documenti alla mano, tirare fuori i documenti, mostrare i dati e pretendere da chi mi sta di fronte una spiegazione, perché, come ha detto il signor Dino, è inutile dire a noi che abbiamo un ostruzionismo ideologico, quando, a mio avviso, come ha detto il signor Dino, se uno vota a prescindere da quello che pensa, quella sua azione, cioè di voto senza comandato, quella sì che è ideologica. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno Giuseppe. Qui. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, brevemente, no? Cioè, bisogna veramente mettere sotto il faro qui quello che succede nella giustizia, e penso che forse una rivisitazione ci serva, perché io non capisco da dove viene, con che ideologia siamo arrivati a far sì che il giovane lì, quello che ha ucciso la povera cos'era, Pignarello, non mi ricordo il nome. Pagnatello, no? Sì, Pagnatello, sì, esatto, sì. che gli viene, sì, confermato l'ergastolo, ma non la premeditazione. Cioè io dico, ma da dove veniamo? Questo qui ha studiato giorni per far sì di arrivare ad uccidere questa povera ragazza, poi ha cercato di bruciarla, l'ha nascosta, è andato pure dai genitori di lei a mangiare quando ce l'aveva nel cofano, e ha negato fino all'ultimo momento che lui non sapeva niente, vieni, torna, e noi dobbiamo accettare come cittadini l'impunità di questa persona, cioè questo va eliminato, va messo in carcere e non deve più uscire. Perché l'ergastolo è stato confermato, però è vero, sì, capito, è stata esclusa l'aggravante della... Sì, no, ma sono d'accordo, ma questo chiaro, l'aggravante, il fatto di escludere l'aggravante gli permette di poter entrare in un seguente percorso il programma era comunque percorso di poter diminuire la sua pena, certo. Cioè questo è inaccettabile in un paese democratico, è inaccettabile, perché comunque questo ha fatto tutto pensando di ammazzare. Ecco, questo è quanto. È stato rilevato anche appunto dalla sorella in particolare della ragazza. Sì, appunto, cioè è una cosa assurda, perché già Cecchettin, quello lì, come si chiama, Torello, lì, come si qui? Sì, un'altra Giulia, sì. Anche quello la stessa cosa, cioè veramente non capisco se c'è un discorso ideologico alle spalle di questi giudici o sono veramente, con tutto rispetto, incapaci, cioè non vedono veramente quello che serve. È una sentenza insomma che lascia sorpreso il signor Giuseppe, come lui tante altre persone. Grazie Giuseppe, buona giornata. Allora interviene su sì, casi. Allora interverrò con delicatezza, perché il tema è molto complicato anche questo. Perché lo dico? Perché a livello giudiziario giocano tanti fattori, certo. e qui io non ho seguito del tutto il caso e quindi non mi permetto di entrare su quelli che sono i giudizi del giudice stesso. A me quello che interessa invece è non farlo diventare un caso riferito ad 1, 2, 3 persone, perché il problema sussiste e non è prettamente giudiziario, ma è invece del come arrivano certi giovani a meditare, a predisporre con una lucidità di questo genere dei crimini, anche con la freddezza del trattare il femminile, e, insomma, senza volerla dire, secondo me va affrontata nella globalità il problema, e secondo me la politica deve porsi veramente quanto prima la questione di
come facciamo a modificare un modo di ragionare in cui vediamo che si può disporre degli altri senza esitazione. E a mio avviso, mi dispiace, tornerò al commento del signor Dino, mi sembra, quando ha detto che è ignobile l'atteggiamento di alcuni consiglieri. La politica deve dare l'esempio, scusate se metto a costo due cose completamente diverse, ma è l'atteggiamento quello che le accomuna, cioè avere rispetto per l'altro, dimostrare rispetto per le regole, dimostrare rispetto per i regolamenti, non utilizzare il bullismo istituzionale, crea modo proprio di pensare, di come ci si relaziona con gli altri. Allora, gli effetti di un modo di fare relazione che già in politica sono deviati, secondo me possono creare una cultura della relazione completamente sbagliata. Allora, torniamo alla notizia del piccolo che riguarda la nostra città, la zona industriale, recupero dell'ex manifattura tabacchi, leggiamo oggi, via la demolizione totale a luglio, ok, dalla soprintendenza non resterà in piedi nulla, fracasso, l'imprenditore parla con il Coselag per il futuro logistico. Allora, perché questa notizia la colpita e preoccupata? Mi ha preoccupato per questo, io sono andata un po' a approfondire e leggo perché effettivamente la situazione è complessa. Allora, lì c'è nell'insediamento del canale navigabile, ci sono varie realtà, che è l'ex manifatturiera tabacchi e la metratura è veramente importante, la demolizione totale, da quello che si evince, la nuova destinazione per ora sembrerebbe ancora incerta. Poi c'è l'ex Parisi Group con Mitsubishi Electric che potrebbe diventare un magazzino logistico, la Bell Group, anche lì l'ex Italcementi, magazzino frigorifero, l'Adriaport che vede la presenza dell'Ungheria, l'ex Veneziani e Colombin che vede la presenza di un socio marocchino che era all'interno della Colombin e per cui anche i sindacati hanno posto un certo, hanno richiesto che ci sia una tutela dei posti di lavoro. Allora, cosa vedo qui? Vedo che c'era una Trieste che aveva un importante ruolo industriale. Adesso, per fortuna, dico io, abbiamo degli investitori e quindi fino a qua tutto bene. Abbiamo perso, dobbiamo leggere anche storicamente, abbiamo perso l'industria, abbiamo degli investitori, quindi potrebbe essere qualcosa di positivo, ma qui non vedo le istituzioni. Non vedo il comune, non vedo la regione. Allora, perché sono preoccupata? Perché ho visto che la presenza dei sindacati, e mi sembra importante, ma la presenza di sindacati mi fa aprire anche la lucina dell'attenzione, se i sindacati si stanno muovendo per segnalare che non c'è tutela, ma che, come hanno denunciato la Filea della CGIL, sono stati utilizzati degli ammortizzatori sociali per tutelare la popolazione, ma avrebbero dovuto quegli ammortizzatori sociali creare lavoro. Qui apparentemente per ora ancora non se ne parla. La Mitsubishi, se andiamo a vedere cosa farà, sembrerebbe andrà a sviluppare in quell'area un magazzino logistico che utilizzerà l'intelligenza artificiale e anche la robotica. Dovrebbe essere una notizia positiva, nel senso che benissimo che ci siano gli investimenti, ma anche lì
Cioè, vorrei e sollecito che dia una risposta chi ci amministra attualmente, come sta per esempio considerando questo tipo di, quali azioni sta predisponendo rispetto per esempio anche l'insediamento di intelligenza artificiale che, come tanti sanno, e per chi non lo so ricordo, consuma un sacco di risorse, quindi energia elettrica, quindi consumo di acqua, che non devono andare sulle spalle dei triestini. Allora, a me assolutamente non sono contraria e anzi favorisco, perché si devono portare posti di lavoro, però un abbattimento di 55.000 metri quadri di terreno deve essere gestito dalle realtà istituzionali, perché solo così si creano quelle attenzioni per gli sviluppi, le condizioni di sviluppo, e lì sì che possono anche, si può pensare a delle varianti urbanistiche che vanno a orientare quello che sarà il futuro di Trieste, l'ambiente di Trieste, ma anche il lavoro di Trieste, quindi tutto a beneficio dei nostri triestini locali, dei giovani, perché verranno messe delle condizioni, per esempio, per favorire il lavoro locale. Faremo in modo che quello sia considerato un settore strategico e imporremo quindi determinate tutele per un lavoro in loco, e non solo a vedere spolpare. Questa è una possibilità, non dico che sia questo, ma potrebbe essere una possibilità di abbiamo ancora delle ricchezze che interessano, perché gli investitori ci sono, ma non facciamocele spolpare. Ecco, stiamo attenti, insomma, stiamo attenti. No? Richiamo a una presenza del comune, a una direzione, a un governo che non sia orientato solamente a intestardirsi su un'opera come l'Ovovia, che non porta benefici ma anzi porterà costi ulteriori. E vigilare insomma su quest'area importante, su questi asset che potrebbero insomma avere uno sviluppo positivo per Trieste. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? Allora, non so se è caduta forse la telefonata, la linea, proviamoci ancora. Pronto, buongiorno? No, credo sia caduta la linea. Allora andiamo a leggere qualche mail. C'è Fulvia che ci scrive: buongiorno a tutti, sono schifata da quello che si vede nei consigli comunali. A scuola ci hanno insegnato che bisogna ascoltare quando qualcuno parla e venivamo puniti se ci permettevamo di parlare con il compagno di banco. Ancora invece Loredana: buongiorno, rispondo al signor Oscar dicendogli che questo circo, come lo definisce lui, lo ha fatto nascere questa opposizione che fa solo ostruzionismo, quello che si diceva prima anche a proposito della vignetta di Marco Englaro. Poi quando per essere eletto consigliere comunale è sufficiente offrire un caffè in qualche bar della periferia, dice Alessandro, o alla fermata del bus, questi sono i tristi risultati. Insomma, varie voci sulla questione che era molto dibattuta, no? Poco fa. Sì, a me dispiace, perché se la signora vede ostruzionismo vuol dire che non ha ascoltato, non ha partecipato al Consiglio, non ha ascoltato quello che è stato portato. Io continuo a ritenere che, intanto ricordo alla signora che stiamo trattando delle opposizioni, attualmente stiamo trattando delle opposizioni, e per chi non lo sa sono quegli atti che i residenti che sono interessati da un'opera possono fare in maniera del tutto legittima e consentita dalla Costituzione per tutelare le loro proprietà, che anche questo è un diritto tutelato dalla Costituzione.
Quindi il fatto che ci siano delle opposizioni che non sono determinate il termine è sempre lo stesso, no? Per i consiglieri che non appartengono alla maggioranza, ma che ci siano delle opposizioni da parte della cittadinanza lo ritengo una cosa assolutamente positiva, perché deriva da un loro diritto. Il fatto che noi sosteniamo argomentando, non facendo ostruzionismo, argomentando rispetto a quelle che sono le richieste di ognuno delle 37 persone che ha voluto farle e che sono state riconosciute proprio dai tecnici come possibili, accettabili, accoglibili. E mi sembra che sia assolutamente un diritto democratico, e per fortuna che c'è. Se riteniamo che fare domande, chiedere e non ottenere mai risposte, questo sia mettere la testa sotto la sabbia, forse non abbiamo chiarito a sufficienza quello che sto facendo, o chi della maggioranza legge, a mio avviso in maniera molto, come dire, dare un'altra visione è sempre possibile. La politica ogni tanto gioca con le immagini. Puoi leggere le mie richieste di chiarimento, le puoi mettere, sta facendo ostruzionismo, perché gli è comodo al centrodestra dire questo e non dire perché non dà risposte rispetto a obiezioni che non faccio solo io. Io porto le obiezioni fatte dal TAR, fatto dalla Regione e così via. Allora, in ultimo, proprio al volo, una richiesta da parte del signor Claudio che chiede, dice, legge oggi sul Piccolo sono iniziati i lavori di sistemazione della pavimentazione sulla ciclopedonale Couture, nel tratto che va dal confine di Stato da San Dorligo a Campanelle, per un totale di circa 11 km. Faccio cortese richiesta alla consigliera Richetti di approfittare, sotto il campo del Campanelle al capolinea della fermata dell'autobus c'è un terreno di sterpaglia incolto che dovrebbe essere dell'azienda sanitaria. Se lei ha gli strumenti, si può attivare perché quest'area sia ceduta al comune, e fare dei posteggi tanto utili magari per lasciare la macchina e proseguire in bicicletta. Grazie e buon lavoro. Allora, se il signore mi contatta, sì, così mi spiega un po' meglio per capire, o potete dargli anche la mia mail senza problemi. Benissimo. Così capisco meglio, perché prima Perfetto. Di dire si può fare, non si può fare, se è utile, non è utile, ma sono a disposizione. Grazie Alessandra Richetti, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie, e noi ci fermiamo per un po' di pubblicità.